Il Consiglio straordinario per discutere di indipendenza del Veneto si farà. La richiesta, partita dal consigliere del gruppo misto Sandro Sandri, ex assessore leghista alla sanità, è stata firmata da 42 consiglieri su 60. Per ottenere la convocazione ne sarebbero bastati 15. Il governo centrale sta togliendo competenze alle regioni e sono anche emerse delle spinte, autonomiste e indipendentiste all'interno della nostra regione, con raccolte di firme, migliaia di firme. Ecco, da qui il pensiero di una riunione, di un'assemblea del Consiglio regionale, di una seduta specifica dedicata ad affrontare tutti questi temi. Le posizioni all'interno del Consiglio sono diverse. C'è chi, come il venetista Mariangelo Foggiato e una parte della Lega, non ha timore a sostenere direttamente l'indipendenza del Veneto, chi si accontenterebbe di una maggiore autonomia e chi spera almeno di mantenere la poca che c'è. Tra i più arrabbiati contro la svolta centralista di Roma il comunista Pietrangelo Pettenò. Roma ha deciso che vanno cancellate le autonomie locali, vanno indebolite e fiaccate anche appunto le regioni italiane. Questo è il disegno che si sta facendo in Italia, è un golpe contro la democrazia e contro il popolo, perché se il popolo non può controllare da vicino gli eletti, chi lo decide? I grandi potentati economici e finanziari nazionali e internazionali, come riusciremo a contrastarli? Questo è un problema vero di democrazia. Un tema del quale vale se non altro la pena di discutere come conviene la stragrande maggioranza dell'Assemblea, a non firmare soltanto gli assessori del PDL per una questione di galateo istituzionale e i consiglieri del PD, fatta eccezione per il vicentino Stefano Fracasso. Uno deve poter scegliere per sé, per la propria famiglia, per la propria comunità, dove vivere, come vivere e in che maniera vivere, con che struttura darsi. Questo è il diritto all'autodeterminazione. Qui ne va veramente proprio del destino del nostro territorio, del nostro Veneto, quindi io spero che ci sia una levata di scudi formidabile da questo punto di vista. Forse l'occasione è proprio straordinaria. Io respiro un'aria che è da decenni che non si sentiva. Non deve essere un consiglio straordinario dove si discute di massimi sistemi, cioè del diritto del popolo veneto ad autodeterminarsi, e lì siamo tutti d'accordo, ma deve essere un consiglio straordinario dove si vota per organizzare o no il referendum. Non dobbiamo perdere questa occasione, che sia un consiglio dove ogni consigliere si prende la responsabilità di dire quello che pensa in merito all'indipendenza del Veneto una volta per tutte. Dal Consiglio regionale straordinario emerge una posizione chiara sull'indipendenza. Lo chiedono in un nutrito presidio davanti a Palazzo Ferrofini i militanti di Veneto Stato, preoccupati che tutto si riduca a una serie di vane dichiarazioni di principio. E per la prima volta i venetisti incassano la piena e ufficiale condivisione di una parte della Lega Nord, il Movimento Giovani Padani, rappresentato dal consigliere Nicola Finco. I veneti in un momento come questo devono dimostrare unità nei confronti di uno Stato canaglia che sta togliendo risorse a questa regione, che vuole togliere competenze a questa regione per accentrare tutto nelle mani dello Stato centrale. Questo noi non ci sta bene, non lo vogliamo, per questo siamo vicini a tutti i popoli che chiedono l'indipendenza e l'autonomia da parte degli Stati centralisti. Toni invece decisamente più pacati per l'assessore regionale Roberto Ciambetti, per il quale il vento separatista che in Veneto soffia sempre più forte non è altro che la logica conseguenza del comportamento del governo. Ha messo praticamente in congelatore qualsiasi ipotesi federalista, ha bloccato i costi standard, ha dato risorse in maniera insensata e non controllata, ad esempio alla Sicilia negli ultimi mesi. Sono cose che assolutamente non vanno bene e queste iniziative del governo, secondo me negative, sicuramente fanno scatenare degli anticorpi che si mettono in moto.